Perché Presidente, lei ha detto che in questo momento è difficile che una parte abbia la forza per portare avanti un programma così impegnativo e che è necessario mettere insieme delle forze che sono programmaticamente, naturalmente alternative. Io le volevo chiedere questo. In una situazione dove c'è una così forte delegittimazione della politica e in cui il sistema istituzionale non è riconosciuto funzionale, non c'è dubbio che la legge elettorale sia uno dei fattori più grandi di discredito e di delegittimazione della rappresentanza politica, perché questa sensazione che hanno gli elettori, che abbiamo tutti noi, che non siamo noi a determinare la scelta dei parlamentari, ma sono poche persone che guidano i partiti e che compilano queste liste bloccate, dà, in tutta evidenza, minore autorevolezza ai parlamentari per poter affrontare anche delle scelte difficili. In un contesto del genere, volevo dire, Presidente, non è forse opportuno, siccome, lei non lo dirà e io non voglio neanche forzarla perché insomma mi sembrerebbe, però insomma, la sensazione di tutti è che effettivamente prima finisce questo governo e prima l'Italia avrà una chance per risalire, perché in questa condizione non può averla. Ma non pensa che sia opportuno andare rapidamente alle elezioni e che magari a quel punto dei partiti rilegittimati da un programma elettorale possano non affidando a un tecnico il compito di guidare un governo di solidarietà nazionale e in qualche modo umiliando nuovamente la politica, non siano loro, dopo una rilegittimazione popolare, ad avere il coraggio di dire agli italiani che le forze principali per un breve periodo di tempo, fino a che non si faranno le riforme, non si riusciranno a ristabilire delle istituzioni funzionanti, a fare quelle riforme di lungo respiro, non so, la scuola, alcune riforme strutturali, e quindi torneranno a dividersi, ad essere loro stessi a dire dobbiamo stare insieme per un certo periodo dopo le elezioni. Non c'è il rischio che facendo un governo tecnico con un appoggio incerto prima delle elezioni questa formula non venga travolta dal discredito di cui attualmente gode la politica italiana? Guardi, io sono contrario allo scioglimento anticipato delle Camere perché sono convinto che le elezioni anticipate aprirebbero un vuoto politico-amministrativo nel quale si scatenerebbe contro di noi la speculazione internazionale. Io non vado molto d'accordo con Tremonti, anzi non ci sono mai andato d'accordo, ma ha ragione lui quando dice che siamo in un videogioco nel quale i mostri sono sempre in agguato e l'Italia è forse la preda più facile e più ambita. Allora io penso che la prima esigenza oggi sia quella di difendere l'Italia dal tracollo economico e finanziario. La seconda esigenza è quella di portare il Paese alla scadenza normale della legislatura con una decente legge elettorale che sia rispettosa della volontà degli elettori. Per far questo è evidente che ci vuole un'intesa larga tra le forze politiche, una intesa che nella società italiana c'è già, ma vi dice nulla il fatto che la Presidente della Confindustria e i 3 dirigenti delle 3 grandi organizzazioni sindacali si incontrino fuori dai palazzi di governo e giungano rapidamente ad un accordo che, tra le altre cose, mette in mora quell'osceno articolo 8 che era stato pensato soltanto per dividere i lavoratori. Ma
Se sindacati e Confindustria, che rappresentano legittimamente interessi tra loro naturalmente contrapposti, riescono a trovare una intesa nel nome degli interessi generali del Paese, perché mai non dovrebbero riuscirci i partiti politici che invece rappresentano o dovrebbero rappresentare soltanto interessi generali? Quindi si tratta per il Parlamento di mettersi in sintonia col Paese e di regolare il passo col comune sentire degli italiani. Seconda cosa, se noi andassimo domani ad elezioni anticipate con questa indecente legge elettorale, ci ritroveremmo dopo le elezioni con un Parlamento più diviso come prima, magari con i rapporti di forza invertiti, col clima politico inasprito dall'ulteriore degrado economico-sociale e con una classe dirigente probabilmente più screditata di prima. Allora il problema è, secondo me, di vincere le difficoltà che abbiamo davanti e di mettere al primo posto il Paese. È lo sforzo che ancora non abbiamo compiuto e che altri prima di noi hanno saputo compiere. Io vi devo ricordare, e non certo per nostalgia di quei tempi, anche se ho certamente nostalgia di quelle persone, gli anni della solidarietà nazionale. Io vi devo ricordare gli anni 75-77, almeno ai meno giovani, 78, quando non c'era Berlusconi. Nel nostro Paese, certo, quando nel nostro Paese c'era un'inflazione al 20%, il prodotto interno lordo a meno 4%, lo stragismo nero e il terrorismo delle Brigate Rosse che insanguinava le strade, la Democrazia Cristiana che perdeva voti, il Partito Comunista che invece era in ascesa e che si sarebbe potuto tranquillamente sedere sulla riva del fiume e aspettare che nel disastro politico-sociale del Paese gli passasse il cadavere della Democrazia Cristiana. E invece Berlinguer e Moro pensano che la cosa più importante sia salvare il Paese dall'inflazione, dalla recessione e dalla violenza, e che in nome di un senso di responsabilità nazionale si debba unire le forze sfidando resistenze enormi che oggi non esistono neppure lontanamente. Io mi permetto di ricordare, sempre ai meno giovani, le pressioni che Moro dovette subire per desistere da questo progetto, pressioni di carattere internazionale minacciose. E vi devo ricordare che Enrico Berlinguer corse il rischio di essere ammazzato in Bulgaria con un incidente organizzato dai servizi segreti. È possibile, porca miseria, che questo Paese, questo Parlamento non abbia in sé un decimo di quella dignità, un decimo di quel coraggio per affrontare questa situazione? Faremo i conti col resto, ma ora la cosa più urgente è quella. Tra l'altro non facciamoci illusioni, siccome a me non piace nascondermi dietro le allusioni, non facciamoci illusioni sul berlusconismo, la fine del berlusconismo. Se finisce il berlusconismo finisce anche l'antiberlusconismo. Ed è certo che nessuna parte politica potrà vivere di berlusconismo e nessun'altra di antiberlusconismo. Bisognerà invece che le parti politiche che usciranno dal fuoco di questa crisi si diano poi un assetto che corrisponda veramente
alla volontà di cambiamento che c'è nel nostro Paese ed è fortissima. Ma l'abbiamo sentito o no? Il vento che si è alzato alle ultime elezioni amministrative e al referendum da Cagliari a Trieste, da Milano a Napoli. Quel vento lo hanno alzato forze che non sono riconducibili in gran parte agli attuali schemi politici e agli attuali schieramenti. Sono forze nuove che chiedono cambiamento, avanzano una proposta di cambiamento serio e sono soprattutto giovani e donne, il popolo dei social network. Vogliamo rispondere a queste domande in maniera convincente. Il mio maestro diceva: a domande generose bisogna dare risposte magnanime, e una classe politica che non sa dare queste risposte ai problemi che incombono quanto più sono gravi, una classe politica di quel genere, allora è meglio che alzi le mani in segno di resa e se ne torni a casa.